giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta con la nostra prima edizione, come sempre, giornata festiva, oggi giorno dell'Immacolata, 8 dicembre, con il Veneto spazzato dal maltempo. Atteso, c'era l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile regionale, la neve, come annunciato, è effettivamente arrivata, accompagnata dalla pioggia in pianura e anche da forti raffiche di vento. Allora vi proponiamo alcuni video che circolano nel web, grazie a Meteo Franceschini, Meteo Pedemontana Bassano. Quelle sono le zone, effettivamente, quelle dell'altopiano di Asiago, più interessate dalle nevicate abbondanti. Qui invece siamo al camping Nevegal, nevicate abbiamo detto abbondanti sulle montagne venete e le prealpi vicentine in particolare. L'altopiano di Asiago ha registrato neve fino a 40 centimetri, 45 centimetri in quota, 18 ad Asiago, dai 20 ai 30 centimetri la coltre che si misura sulle prealpi veronesi, Montetomba, Montebaldo. Sferzata invernale anche sulle Dolomiti, dove per ora le precipitazioni nevose sono più contenute, si va dai 5 centimetri di Ra Valles sopra Cortina ai 10 delle zone in quota tra Arabba e Falcade. In tutta la regione, lo dicevamo, freddo e vento piuttosto forte e poi più tardi ci collegheremo telefonicamente con il nostro Lorenzo Maier, collega di Venezia, perché ci darà gli ultimi aggiornamenti anche sul litorale, in particolare sulla necessità che c'è stata effettivamente di alzare le barriere del Mose per evitare l'acqua alta in città. Quindi parleremo anche di questo. Allora, la cronaca andremo a vederla tra poco, ma noi partiamo dagli incidenti stradali. Facciamo un po' il riassunto di quello che è successo in questa tragica settimana, in particolare nella Marca trevigiana. Ci sono stati addirittura quattro incidenti mortali che hanno coinvolto dei ragazzi molto giovani, tutti sotto i 30 anni, in un paio di casi addirittura sotto i 20. Allora andiamo in ordine con i nostri servizi e in particolare iniziamo dalla testimonianza molto forte che ha raccolto il nostro Christian Arboit insieme a Simone Merlo, con Maria Rita Munisteri, la mamma di Simone Caico, 18enne, morto l'altro ieri mattina in Castellana. Siamo stati avvisati dopo troppo tempo, non lo accettiamo, ha detto la mamma, ricordando il figlio che definisce il centro, era il centro, ha detto, del nostro mondo, avevamo tanti sogni. È un vuoto incolmabile. Non è un dolore che si può descrivere. Per un uomo e una donna che restano senza coniuge c'è la parola vedova. Per un figlio che rimane senza genitori c'è la parola orfano. Per dei genitori che restano senza i figli non c'è una parola. Assolutamente. Dopo Simone è il figlio che ogni genitore desidera. Quindi il vuoto incolmabile è una voragine infinita. Trova la forza di descrivere il proprio dolore Maria Rita Munisteri, la mamma di Simone Caico, il 18enne morto a Vedelago in sella alla sua Ducati dopo lo scontro con una Toyota. Mamma Maria Rita torna a quelle ore drammatiche, l'impatto in Castellana alle 8 del mattino con i familiari che hanno la conferma del dramma solo 3 ore dopo, quando il corpo del giovane è già stato portato via dal carro funebre. E che noi abbiamo preso la notizia dei giornali. Un dipendente di mio marito è andato lì e gli ha detto con le mani tremolanti, ha detto: ma tu sai se Simone è andato a scuola, se sta bene, se è tutto a posto? Ed è stato terrificante. Penso sia stata l'ora più brutta della nostra vita. I detenuti che mi dicono che i documenti non ce li avevano, dovevano chiamarci subito. Si è aspettato troppo. Troppo.
un'eternità. Niente sarebbe più cambiato. Però averlo saputo dai giornali è stata una cosa triplicamente devastante. Le indagini intanto sono in corso per individuare la catena di responsabilità. Simone guidava una moto depotenziata, conferma mamma Maria Rita, che non nasconde l'amarezza per alcuni commenti sprezzanti, apparsi anche in rete. Noi non abbiamo rimpianti come genitori, perché i figli è giusto che facciano la loro esperienza. È chiaro che sulle due ruote, quando ti hanno toccato anche una minima velocità, sei per terra e ti sei fatto male. Se va bene ti sei fatto male. Dopo la gravità dipende dalla velocità. La prudenza non è mai troppa. I ragazzi, purtroppo, devo dire con mio grande rammarico, pur essendo giovani, devono stare loro attenti agli automobilisti. La data dei funerali di Simone è stata fissata martedì alle 15 nella chiesa di Riese, dove la famiglia gestisce un noto panificio. Qui il 18enne non solo lavorava, ma progettava il proprio futuro. Era il suo mondo. Il suo mondo e il suo sogno, quindi. È il suo sogno, sì. Avevamo tanti progetti, sia lui che anche noi, come famiglia. Perché in fin dei conti, se si fa qualcosa, lo si fa sempre per i figli. È sempre stato il centro del mondo per tutti, sia per noi in famiglia che anche per gli amici. Sapere che ci sono delle persone che comunque hanno a cuore quello che ti è successo è incoraggiante. Un altro piccolo elefantino non c'è più. Allora questa è la drammatica testimonianza di questa mamma. Andiamo anche a sentire, grazie alla regia, non passiamo regia dove ci sono Francesco Cerone e Tommaso Migot, che ringrazio, non passiamo subito alla tragedia di Maserma, andiamo a vedere quella che è stata anche la reazione a scuola, il cordoglio per la morte del 18enne Simone all'Istituto Maffioli che frequentava e dove si stava recando la mattina dell'incidente. È stato osservato un minuto di silenzio e una stella di Natale è stata deposta sul banco del ragazzo. Siamo devastati, ci hanno raccontato i compagni, i genitori, gli insegnanti e i collaboratori. Simone era uno dei ragazzi più amici miei nella scuola per il fatto della motocicletta. Era un ragazzo buono, un ragazzo educato, un ragazzo gentile e nello stesso tempo era un ragazzo umile. Siamo tutti stravolti da questa disgrazia, insomma. A Marco Vecchi, collaboratore scolastico al Maffioli, Simone Caico mancherà moltissimo, così come ai compagni di classe che sul banco del 18enne hanno messo una stella di Natale. Mi è dispiaciuto tanto perché sempre perdere un compagno non... Sì, cioè anche ho visto la classe, è stato veramente brutto anche a ricreazione. Tutti in silenzio, c'era... No, veramente tutti in silenzio, non abbiamo sentito quasi nessuno parlare. Che con la prof di italiano abbiamo fatto un minuto di silenzio iniziato a scuola. Parlavamo sempre delle moto perché lui era super esperto di motori e quindi parlavamo sempre del moto mondiale insieme. Un'altra giovane vita spezzata, più che altro. Mi dispiace perché so che lo vedevo con la moto, lo vedevo camminare e quindi adesso non vederlo più manca. Lascia un vuoto perché un compagno, perderlo così è veramente grave, cioè ti viene male. Eleonora, 19 anni, conosceva anche Andrea Bedon, il 17enne morto nei giorni scorsi a Trevignano. Subito così un altro ragazzo, perderlo per lo stesso motivo è veramente devastante.
E poi c'è stata la tragedia di Maser, l'ennesima, ieri notte con un'auto contro un platano. Un 29enne di San Vito di Altivole ha perso la vita, con i genitori che non si danno pace e non credono che sia stata solo una fuoriuscita autonoma. Invocano e chiedono, si appellano a chi possa aver visto o saputo qualcosa di farsi avanti. Chissà qualcosa, dice la mamma, parli. Dovevamo capire cosa è successo, se è andato fuori strada da solo, se c'è stato qualche ostacolo, qualcosa provocato un incidente. Chiedono di fare piena luce sulla dinamica che ha portato alla morte del figlio i genitori di Luca Gazzola, l'ennesima vittima sulle strade della Marca, che a bordo della sua Mazda Spider è andato a sbattere violentemente contro un platano lungo la schiavonesca ma rusticana Maser, un impatto violentissimo con il 29enne deceduto sul colpo, nonostante i tentativi disperati degli operatori del SUEM 118 accorsi sul posto con i vigili del fuoco di Montebelluna. Perché voi non siete sicuri del fatto che sia una fuoriuscita autonoma? Sì, non siamo sicuri, no. Perché abbiamo visto la frenata, sì, un po' strana, ci sembra che sia una fuoriuscita autonoma. C'è stato qualcosa, un ostacolo, qualcosa per cui abbia strezzato e dopo fatto sbattere sul platano. La madre Maria Rosa, così come il papà Lucio, non si dà pace. Il suo appello è disperato quanto preciso. Forse qualcuno ha visto qualcosa, forse c'è stato qualcuno che faccia avanti per capire la dinamica. Non perso un figlio. A San Vito di Altivole, nella casa di famiglia, c'è una cappa di dolore. La sorella Sabrina ricorda Luca come un ragazzo sorridente, sempre preciso. Da poco era diventato zio e si era trasferito con la compagna nell'abitazione a fianco. La passione per i motori era diventata anche un lavoro. A piangerlo sono i colleghi delle industrie Comacchio Ariese, a una manciata di chilometri. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri, che però escludono l'ipotesi di un'auto pirata, ma anche il coinvolgimento di terzi. Chiaro che la loro intenzione è comunque quella di non lasciare nulla di intentato. Eccessiva velocità e distrazione le ipotesi prevalenti su una strada drammaticamente nota. Una tragedia, l'ennesima tragedia su questa strada che nel corso dell'ultimo ventennio ha visto diverse vittime purtroppo. Come comunità ovviamente siamo vicini alla famiglia di Luca che purtroppo questa notte su questa strada ha avuto questo tragico evento. E allora l'avete sentito, il tema della sicurezza stradale è tragicamente di attualità. Andiamo a vedere oggi la Tribuna di Treviso, che pubblica un articolo in cui si annuncia l'incontro che la sindaca Claudia Benedos, proprio di Maser, ha deciso di tenere con i ragazzi del comune. Sul tema sicurezza siete i più a rischio, e allora per venerdì prossimo alle 18:30 in sala consiliare la sindaca ha convocato i patentati tra i 18 e i 22 anni, ci sarà un esperto di guida e inoltre al prefetto è stato chiesto anche un autovelox. Non solo, sempre, scusate che, ecco qua, rivediamo, sempre la Tribuna ci segnala che a Trevignano, che ha perso invece Andrea Bedon, questa sera si terrà la fiaccolata in memoria del ragazzo di appena 17 anni che è morto lo scorso martedì in via Contrada dopo essersi scontrato in sella alla sua moto da cross con un'auto. Sono proprio gli amici ad aver organizzato la fiaccolata, che si terrà alle 20 dopo la messa serale per l'Immacolata. Partirà dal giardino della scuola d'infanzia e si concluderà alla chiesa di Trevignano, dove si svolgeranno poi alle 15 domani i funerali. Questa l'aggiornamento da Trevignano sulla tragica fine di uno dei ragazzi purtroppo che hanno perso la vita in strada questa settimana. Le moto sono state coinvolte in questi incidenti in 3 casi su 4. Sono già 1000 le firme raccolte, ne abbiamo già parlato nei nostri servizi di questo, per chiedere l'introduzione dell'obbligatorietà dell'airbag per i motociclisti. In arrivo anche una piattaforma online per le sottoscrizioni grazie all'impegno dell'Associazione Italiana Vittime della Strada e dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi.
Potrebbe approdare in commissione lunedì 16 dicembre, 3 giorni più tardi, cioè giovedì, in Consiglio Comunale Treviso per l'approvazione la mozione per chiedere l'introduzione dell'obbligatorietà dell'airbag per i motociclisti. Un provvedimento simile era già stato approvato dal Consiglio regionale nel 2021, un'iniziativa nata proprio in Veneto e che ha portato all'avvio di una raccolta firme voluta da Andrea Dan dell'Associazione Manuela Vittime della Strada. Oltre 1000 al momento le sottoscrizioni pervenute, anche grazie alla preziosa collaborazione con Mirella Tuzzato e con la sua associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, al lavoro insieme all'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada per lanciare nei prossimi giorni una piattaforma online dove proseguire la petizione. Era previsto che si detassasse l'acquisto. Ecco, per cui a secondo, in base, vedere qual è la tassazione, qual è l'IVA insomma che si deve pagare e quindi togliere l'IVA. Una volta chiusa la raccolta firme, Andrea Dan è pronto a consegnarla direttamente alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Un'assunzione di responsabilità da parte dei cittadini di fronte ad una strage senza fine. Nel 2023 sono stati 734 i motociclisti che hanno perso la vita, 2 al giorno, e la Marca piange 3 giovanissime vittime decedute in sella alla propria moto in una sola settimana. Tutti sopportiamo la privazione di una vita, quindi conosciamo il peso umano della strage e allora la sfida che ho cercato di diffondere nell'associazione è proprio questa. Noi dobbiamo partire dal territorio, i problemi del territorio ci appartengono e ci dobbiamo mobilitare per risolverli. Airbag, formazione per i conducenti e ancora messa in sicurezza delle strade, gli interventi che l'associazione Vittime e Familiari della Strada chiede per raggiungere un solo obiettivo. Noi vogliamo chiedere innanzitutto vittime zero sulle strade delle nostre città entro il 2030. Questo dunque è l'appello e l'obiettivo. Allora, sicurezza stradale, torneremo a parlare anche più tardi di cattivi comportamenti, anche di reati in strada. Saluto e ringrazio l'ospite che mi ha raggiunto per questa diretta domenicale e festiva, Mario Conte, buongiorno, sindaco di Treviso. Buongiorno e grazie per l'invito. Sindaco, grazie a lei che ci ha raggiunto anche in una giornata di festa, in cui però sono anche state rinviate diverse manifestazioni, diversi appuntamenti per il maltempo, no? Sì, purtroppo il maltempo sta condizionando negativamente queste festività oggi. Speriamo insomma che sia soltanto una perturbazione passeggera e soprattutto che non ci siano danni, perché c'è anche un vento abbastanza forte. Ho sentito diverse sirene dei vigili del fuoco, però speriamo insomma che tutto vada per il meglio, quindi vi invito a stare seduti sul divano a guardare Antena 3. Esatto, bravissimo sindaco, meglio di uno spot concordato. Allora, non solo neve in montagna, lei è appassionato di montagna, tra l'altro magari tra poco parliamo anche della prudenza che bisogna avere, perché purtroppo i vigili del fuoco, le sirene le si sta sentendo anche in collina, dove qualcuno è rimasto sorpreso dalla neve e non era attrezzato, ma a Venezia si sono alzate le barriere del Mose. Dovremmo essere in collegamento telefonico col collega Lorenzo Maier per gli aggiornamenti. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, buona domenica, buongiorno a tutti gli spettatori, buona domenica a tutti. Sì, a Venezia è stata una notte di pioggia, di vento e queste condizioni meteo hanno così allertato il Mose, che ha tenuto anche questa notte all'asciutto la città. Non era previsto nelle scorse ore l'alzata del Mose, ma poi il vento forte, la previsione del centro mare del Comune di Venezia a 115 ha fatto sì di consigliare, con ovviamente l'avvallo poi del comitato tecnico che segue l'alzata del Mose, consigliare che fossero alzate le barriere, le famose barriere gialle che tendono all'asciutto la città. Così è stato, infatti è stata una decisione provvidenziale, perché sennò certamente i punti più bassi della città, tra le quali Piazza San Marco e anche la Basilica, dove non erano state installate le barriere mobili proprio perché non era previsto, sarebbero finite su. Grazie al Mose la città è rimasta ancora all'asciutto. Condizioni meteo particolari, soprattutto per il vento, che anche nelle precedenti occasioni, ricordiamo nel 2019, in occasione della Quadranda, fu un elemento purtroppo decisivo nel provocare una crescita della marea così ampia. Grazie a Mose, che nel 2019 ovviamente non c'era, Venezia è rimasta all'asciutto.
Le condizioni meteo sono un po' differenti da queste belle immagini di repertorio che abbiamo usato, non c'è il sole, l'abbiamo detto, c'è un forte vento che sta sferzando anche il litorale e quindi rimaniamo in attesa di capire appunto anche se ci saranno da questo punto di vista delle conseguenze per il forte vento, perché appunto l'allerta è riferita anche a quello, oltre a un paio di bacini idrografici in cui tra la neve e la pioggia di queste ore ci potrebbero essere delle criticità. Grazie a Lorenzo Maier, come sempre, grazie e una buona domenica a te, Lorenzo. A voi. A voi. Grazie, davvero un super collega sempre disponibile. Allora, Sindaco, abbiamo appunto detto, stiamo in attesa di vedere se anche la Marca Trevigiana avrà delle conseguenze, speriamo di no. Di certo la neve è arrivata in cima a Grappa, è arrivata anche sulle nostre colline, quindi l'inverno si è affacciato. Manifestazioni per il Natale che comunque fino adesso erano andate bene in città, è così, avete registrato anche parecchie presenze, quest'anno Treviso si è arricchita di molte novità. Sì, è un Natale che ci sta dando davvero grandi soddisfazioni, con l'aggiunta tra l'altro del villaggio di Natale che richiama davvero le caratteristiche di Brunico. Insomma, ce ne cito una giusto perché sono coloro che ci regalano l'albero, però crea davvero un'atmosfera del Natale particolare ed è stato molto apprezzato anche dai trevigiani e da coloro che vengono in città per godersi le bellezze di una città allestita e addobbata a Natale. Quindi siamo molto soddisfatti, ringrazio tutta la mia squadra, ringrazio anche tutti i commercianti da Veneto Imprese Unite e Ascom che accanto all'amministrazione ci hanno sostenuto anche finanziariamente nel poter preparare una città così bella, e quindi io ribalto l'appello ai cittadini: visto che i commercianti ci hanno sostenuto, cerchiamo di sostenerli in un periodo importante come quello natalizio. Ecco, lei l'ha detto subito, meno online e più botteghe della città. Meno online e più botteghe, anche perché dietro una vetrina ci sono storie decennali di impegno, di sacrificio, di professionalità, c'è una sensibilità davvero importante, e devo dire che ho avuto modo in occasione anche del matrimonio di toccare con mano per l'ennesima volta la professionalità dei nostri commercianti, e sono davvero straordinari. E quindi dico, in un periodo dove ognuno di noi si impegnerà a fare così qualche regalo, è la migliore occasione per sostenere anche il commercio cittadino. Certo, però appunto a livello di numeri sta andando bene, no? È una città sempre più turistica, Treviso. Sì, devo dire che gli indicatori ci dicono che stiamo andando davvero molto bene, forse siamo a livello Veneto la città che sta andando meglio. Ovviamente non vogliamo paragonarci ai numeri importantissimi di Venezia, però in scala Treviso forse sta crescendo meglio rispetto a tutte le altre città, segno evidente che c'è una qualità importante sia da un punto di vista culturale, paesaggistico, ambientale, sportivo ed enogastronomico. Quindi una città che è diventata protagonista anche in diversi set piuttosto che trasmissioni televisive, che sono sempre dei volani pubblicitari importanti, ma il passaparola più importante è quello dei turisti che vengono nella nostra città e si emozionano nel vedere gli scorci, nel vedere i canali, oggi nel vederla allestita a Natale o nell'assaggiare i nostri prodotti, piuttosto che nel vedere tutta la proposta culturale che questa città davvero straordinaria ha da offrire. Quindi continuiamo così, anche perché un elemento che tutti i turisti mi evidenziano è l'elemento della trevigianità, cioè un grande fattore legato all'accoglienza spontanea dei cittadini piuttosto che dei commercianti o dei titolari dei locali, delle osterie, dei ristoranti, che fa sì che i turisti non si sentano turisti ma amici, e quindi chi si sente amico poi vuole anche tornare. Senta, è stata una settimana, andiamo alle criticità invece, è stata una settimana in cui Treviso è stata sotto i riflettori nazionali per il tema casa, e in particolare per una vicenda che ha avuto dei botta e risposta piuttosto forti, tra lei e il centro sociale Django,
che ieri ha annunciato querele dopo che lei stesso aveva invece detto che ci sarà un esposto sul tema per la morte in un garage di un uomo di 53 anni, Marco Magrin. Il caso lo abbiamo trattato più e più volte. Allora io chiederei gentilmente alla regia di farci vedere il servizio sul sit-in di ieri del centro sociale all'esterno di Cassugana. Avevamo ieri un servizio anche con una replica del sindaco Mario Conte, ma ce l'abbiamo qui in diretta e sentiamo le sue considerazioni subito dopo. Quereleremo le persone che in questi giorni hanno preso parola sui giornali sparando appunto sentenze e dicendo delle falsità, e chissà che con i soldi che riusciremo a ottenere dalle querele potremo veramente dare una mano alle persone, di più di quello che le persone che hanno preso la parola hanno fatto fino ad oggi. Risponde così il centro sociale Django all'esposto annunciato dal sindaco Mario Conte sul caso di Marco Magrin, il 53enne morto a Monigo nel garage in cui dormiva dopo aver lasciato l'appartamento di proprietà di un attivista del Django stesso, Andrea Berta. Incontro con la stampa e sit-in davanti a Cassugana sotto gli occhi delle forze dell'ordine. Da Berta ha solo poche parole, il gruppo fa quadrato attorno a lui. Siamo una collettività e abbiamo risposto in maniera collettiva. L'attacco è collettivo, quindi... Se pensano che attraverso la costruzione di una macchina del fango che dice falsità riescano a fermare noi e tutti quanti coloro che intorno a questo tema scendono in piazza e protestano, si sbagliano di grosso. Non è stato eseguito nessuno sfratto, la persona che appunto è morta, Marco Magrin, ha dichiarato di aver abbandonato la casa, e nel momento in cui questa persona qui non era più reperibile né al telefono né via messaggio e non è stata trovata in casa per almeno 20 giorni, giustamente la persona proprietaria della casa ha ripreso possesso della sua casa. Magrin non si è fatto più rintracciare dormendo nel garage, nessuna forzatura, nessuna mancanza, dicono dal Django. Sono le istituzioni, semmai, a chiudere gli occhi davanti all'emergenza a casa e a non dare risposte, che le associazioni invece provano a trovare, come nel caso dell'appartamento in cui viveva Magrin. Quell'appartamento, nel momento in cui sarà di nuovo agibile, verrà comunque messo a disposizione delle associazioni del territorio che hanno già dei progetti sociali veri e funzionanti. Appunto ci sarà la possibilità che quella casa lì venga utilizzata per un bene collettivo. Allora così gli attivisti e lei ha già dichiarato ieri querelino pure. Con quale obiettivo, tra l'altro, perché si va a fondo della vicenda, no, Sindaco? Fondamentale andare a fondo delle chiacchiere e delle ricostruzioni fantasiose che ho sentito anche in questo servizio. Francamente ce ne facciamo poco. Io credo che innanzitutto ci voglia grande rispetto nei confronti della vittima. Stiamo parlando di, ahimè, un caso anche un po' di degrado sociale che va certamente approfondito, però non è una questione di contrapposizione politica. È altrettanto vero che il proprietario dell'immobile, che tra l'altro nel servizio ho visto bello sorridente ieri davanti al municipio, almeno fosse stato triste e dispiaciuto, invece l'ho trovato addirittura sorridente davanti al municipio, era lo stesso che era venuto in municipio a protestare in modo assolutamente strumentale sul tema dell'abitare della casa. Allora io ho sempre rispettato le posizioni di tutti, tant'è che ho lasciato più volte anche esporre i manifesti, ho ascoltato il grido d'allarme. È altrettanto vero che poi quando succedono questi episodi che vedono coinvolti dalla parte dei proprietari proprio i componenti del collettivo centro sociale Django, c'è qualcosa che non torna. Quindi non vorrei che si predicasse bene e si razzolasse malissimo in questo caso, e quindi per la prima volta un centro sociale che fanno della lotta alle istituzioni e dell'illegalità, nel senso che loro sono per le occupazioni eccetera, oggi richiamano e si affidano alle istituzioni per far chiarezza. Mi fa piacere, perché finalmente capiremo qual era il rapporto tra il proprietario e l'inquilino. Voglio anche capire come mai l'inquilino non è mai stato iscritto al registro dell'anagrafe, quindi non risultava in alcun modo nel comune di Treviso. Voglio anche capire come mai non c'è stata nessuna protesta, nel senso che protestano per tutti i casi tranne che per quelli che riguardano loro. Insomma, ci sono tanti aspetti da chiarire, ma se loro faranno querela sarà uno strumento aggiuntivo per andare a fondo di questa vicenda nel rispetto della persona
che ha perso la vita in questo caso, e soprattutto nel rispetto dei cittadini che vogliono sapere la verità. Io non sono contro le battaglie ideologiche, anzi ci mancherebbe. Sul tema dell'abitare della casa le condivido pure, perché anch'io penso che nel 2024 non debbano succedere questi casi, però ci vuole anche coerenza. Allora io la coerenza ce l'ho, sono un amministratore, agisco attraverso gli strumenti che ho a disposizione e le norme che ne vogliono questi ragazzi vanno rispettate, soprattutto se sei un amministratore pubblico. Loro invece sono abituati ad urlare tanto, a protestare ancora di più e ad agire poco. Ecco, io lascio a loro i loro metodi di protesta, io continuo a lavorare nel rispetto di quelle che sono le regole normative e morali, perché mi piace sottolineare che siamo riusciti a dare una risposta importante sul fronte dell'emergenza freddo. Ricordo che ci sono arrivi continui di persone dalla rotta balcanica proveniente dal Pakistan che ricadono sempre sulle spalle dei comuni. Fatemi ringraziare l'assessore Tessarolo e tutto il settore dei servizi sociali del comune di Treviso, che difenderò sempre a spada tratta, perché stanno facendo un lavoro straordinario a fronte di un'emergenza che è in continua crescita. Ricordo che dopo il Covid erano quintuplicate le richieste delle famiglie in difficoltà, richieste di aiuto che sono state praticamente soddisfatte tutti. È altrettanto vero che se pensiamo che il sindaco da solo o il comune da solo possa far fronte a un'emergenza umanitaria e un'emergenza sociale come quella che stiamo vivendo, significa non aver capito niente. Ma non siamo da soli, perché stiamo facendo rete con la Caritas, stiamo facendo rete con un sacco di associazioni per bene che hanno voluto condividere un percorso e lavorano in sinergia. Poi ci sono delle realtà molto più strumentali, molto più di protesta, come quella che abbiamo sentito in occasione di questo servizio, che invece agiscono secondo i loro parametri, fermo restando che poi rischiano di sbattere il naso in situazioni come quella che stiamo vivendo. Mi dispiace molto aver visto il titolare dell'appartamento sorridente davanti al municipio. Senta Sindaco, certo che appunto abbiamo detto il tema dell'emergenza casa è crescente anche a Treviso, ma un po' dappertutto disgraziatamente. E poi c'è anche un'altra, allora ci sono due situazioni in particolare, se possiamo andare a questo pezzo della tribuna di Federico De Volansky. Parco Appiani da una parte, sappiamo come è andato lo sgombero, ci ha detto l'assessore Zampese che con l'inizio dell'anno verrà riaperto, però c'è un tema di vigilanza, di sorveglianza. Però posso aprire una parentesi sì. Sul Parco Appiani? Quanti servizi del telegiornale sono stati fatti legati al fatto che c'erano dei bivacchi sotto il parcheggio? Tantissimi. Quante erano le proteste da parte dei cittadini, e aggiungo anche sacrosante. Non è accettabile che delle persone possano vivere all'interno di un parcheggio. Bene, se non possono vivere in un parcheggio, e io sono d'accordo, ci vogliono spazi e ci vogliono risorse per poterle mantenere. Queste persone devono essere sempre e solo a carico del comune o delle associazioni del terzo settore come la Caritas? La risposta è no, ma non perché ci manca la volontà o ci manca il cuore. La verità è che ci vogliono parecchie risorse per poter far fronte a questo. Abbiamo chiesto aiuto alla prefettura, stiamo continuando a spingere attraverso i nostri politici con il ministero perché vengano presi dei provvedimenti, cioè o sostieni i comuni o devi fare in modo che queste persone, seppur capisco che scappano da situazioni molto più complicate della nostra, ma non possono riempire i nostri territori. E poi ho lanciato anche l'appello a coloro che di giorno utilizzano la manodopera e di notte poi scaricano queste persone nei parcheggi, nelle piazze, nelle vie dei vari singoli comuni, che si facciano carico anche dell'ospitalità. È un'emergenza umanitaria importante. Si aggiunge il fronte di Via Pisa. Ricordo che Via Pisa è un tema esclusivamente privatistico, cioè c'è una società privata che è subentrata a un'altra società privata che subentra a una situazione di affitti, in alcuni casi regolari, in alcuni casi mancanti, che adesso noi come comune aiuteremo ad affrontare mettendo insieme proprietà ed inquilini. Quindi voglio dire, chi dice che il comune non sta facendo niente racconta balle,
è strumentale e crea soltanto lo scontro politico. Ecco, a noi queste cose non interessano, tant'è che su questo episodio io non parlerò più, parleranno le carte e lasceremo spazio a coloro che dovranno indagare se tutti hanno fatto tutto quello che potevano fare. Noi continuiamo ad impegnarci, ad investire sugli immobili che vanno rigenerati. Ricordo che con l'assessore Zampese stiamo consegnando di anno in anno dai 100 ai 150 appartamenti che vengono messi a norma e restituiti alle persone che hanno bisogno. Lavoriamo con Ater perché le graduatorie trovino quanta più risposta possibile. È altrettanto vero che è veramente un'emergenza a casa e io l'ho detto più volte anche a livello nazionale, siamo arrivati al punto che serve un piano casa straordinario dove o immobili di proprietà dello Stato o ci danno la possibilità di costruire, servono appartamenti. Attenzione che poi quando ci saranno gli appartamenti ci vuole anche la responsabilità dell'inquilino, perché avere una casa pubblica in gestione è anche una responsabilità, perché ricordo che il Comune di Treviso ha più di 1,5 milioni di affitti non pagati, parliamo di affitti che vanno dagli 80 ai 120 euro al mese, quindi è un affitto simbolico che però deve essere pagato, quindi chi riesce ad ottenere una casa deve anche assumersi la responsabilità di mantenerla, perché diversamente passa il messaggio che la casa è certamente un diritto, ma chi se ne frega dei doveri e delle responsabilità. Ecco, questo non può succedere in tutti gli ambiti che interessano il pubblico. Senta, proviamo a dare 2 risposte puntuali su 2 temi che riguardano Parco Appiani e Via Pisa. Allora, intanto Via Pisa lei incontrerà la proprietà nei prossimi giorni. Io ho già incontrato la proprietà in modo separato che pretende di poter far valere il diritto di proprietà e ho incontrato gli inquilini, una rappresentanza degli inquilini che in alcuni casi chiedono di riuscire ad ottenere il prolungamento del contratto d'affitto piuttosto che avere maggior tempo per trovare una sistemazione alternativa. Ricordo che questi nuclei familiari non appartengono alla categoria delle graduatorie del comune, sono privati che avevano un contratto d'affitto, alcuni sì, alcuni no, quindi anche lì c'è grande confusione e cercheremo di capire se c'è la volontà da parte di entrambi di trovare un punto di equilibrio. È ovvio che anche lì chi non aveva il diritto o non ha saputo mantenersi il diritto di rimanere all'interno di quella casa, una soluzione dovrà trovarsela. Non pensiamo di poter essere noi a dare risposta a 50 nuclei familiari. Tutti, certo. Però ce la metteremo tutta, ovviamente. Ci sono anche bambini, ci sono famiglie che sono state assolutamente regolari con il pagamento dell'affitto e ci sono famiglie che non hanno mai pagato l'affitto. Allora c'è chi ha un po' più diritto e chi ne ha un po' meno, perché anche qui questi ragazzi del centro sociale, che io ammiro per la passione che ci mettono, però difendono tutti indistintamente, calpestando i diritti anche dei proprietari talvolta. Senta, per quanto riguarda l'Appiani invece il tema è: quando riapre, come si riuscirà a evitare che si ripresenti la situazione di prima? Anche questo è un tema importante, perché noi riapriremo il parcheggio, ma non perché torni ad essere un bivacco. Ricordo che queste persone erano costrette a fare i bisogni nei vanoscali, era una situazione anche da un punto di vista sanitario inaccettabile e vorrei dire anche pericolosa, tant'è che si è resa necessaria per 2 motivi lo sgombro in tempi rapidissimi. Uno, perché c'è stato comunicato dalla proprietà privata del parcheggio, perché molti se lo dimenticano, il parcheggio è privato con degli spazi ad uso pubblico, c'è stato comunicato che era scaduto il certificato antincendio. Significa che da quel momento che i vigili del fuoco mi comunicano che non c'è più il certificato antincendio e lì succede qualcosa, io finisco in galera dopo 2 minuti. Ecco, siccome francamente vorrei continuare a fare il sindaco almeno fino alla fine del mandato, si è reso necessario sgombrare immediatamente il parcheggio, ma non soltanto dai bivacchi, anche dalle autovetture che regolarmente andavano lì a parcheggiare. Adesso la proprietà sta adeguando gli impianti e sta rendendo a norma il certificato antincendio, ma l'obiettivo non è che torni ad essere un bivacco abusivo di queste persone che giornalmente arrivano nel nostro territorio e quindi dialogheremo ovviamente con la questura
con la Guardia di Finanza, con tutte quelle realtà che usufruiscono in modo maggiore di questo parcheggio, per trovare un modo per rendere questo parcheggio presidiato. Serve la buona volontà da parte di tutti, non si possono, è un parcheggio che non si può chiudere per questioni di sicurezza, sempre legate all'antincendio, e quindi cercheremo di capire, però di sicuro quanto è successo nel passato non potrà ripresentarsi in futuro. Vedremo appunto come si farà. Allora, prima di andare in pubblicità affronterei il tema di Parc Vittoria, perché questa è stata una settimana significativa anche su questo fronte. Qui siamo sul Gazzettino. Ieri il Partito Democratico e non solo, le forze di sinistra hanno diramato un comunicato in cui sottolineano... Posso commentarlo subito? Sì, prima quella della domanda, Sindaco. Sì, vorrei commentare il titolo. Sì. Il centro-sinistra, no al Parc Vittoria. Conte punti tutto sull'ex Jamnic. Qui è evidente il livello di disinformazione del centro-sinistra. Lo dico con grande rammarico perché talvolta potrebbero essere costruttivi nelle proposte e poi scivolano nelle banalità. Pur apprezzando la volontà, e ce la metteremo tutta per soddisfare questa loro sensibilità, però loro dicono no al Parc Vittoria, quindi no al parcheggio su uno spazio pubblico, realizzatelo in uno spazio privato, senza sapere se il proprietario dell'immobile è disponibile a fare questo tipo di operazione. Lo dico io, al momento non è disponibile. Nel senso che avete già sondato. Poi ci hanno proposto le poste, altra area che non è di proprietà del comune. Non sanno se c'è la disponibilità, ve lo dico io, al momento la disponibilità non c'è. Poi ci hanno proposto un'altra area sempre privata, non sanno se c'è la disponibilità, ve lo dico io, anche in quel caso là non c'è. Allora la politica deve essere credibile e soprattutto realizzabile. Tutte quelle proposte, addirittura in campagna elettorale avevo sentito proposte di parcheggi alternativi al Parc Vittoria in altri territori comunali, una a Silea e una a Villorma, cioè siamo veramente nel mondo della fantapolitica. Allora io dico al centro-sinistra, volete trovare una soluzione alternativa, cerchiamo soluzioni alternative che siano realizzabili. In questo momento io penso che il Parc Vittoria sia una soluzione importante. La cosa che è cambiata rispetto a un anno fa è che io voglio dare risposte in tempi brevi all'emergenza parcheggi. Esatto. Quindi non attenderò i tempi biblici della sovrintendenza. O ci dicono sì, e allora andiamo avanti contenti, convinti di dare una soluzione, e se ci dicono no o ci dicono di aspettare, nel frattempo cercheremo altre soluzioni in ambito pubblico che noi abbiamo già in testa e che stiamo valutando da un punto di vista della fattibilità. Allora intanto che tempo si dà, che limite si dà di attesa? Il tempo è già scaduto, il tempo è già scaduto, nel senso che quando parlo con i miei cittadini, con i turisti o con i commercianti mi dicono sindaco servono parcheggi, allora tutti vorrebbero il parcheggio davanti alla propria bottega, però poi ti dicono servono parcheggi possibilmente un po' fuori dal centro perché tutti vogliono la città pedonalizzata ma non rinunciano ad andare in città in macchina. Quindi innanzitutto bisogna chiarire che tipo di città vogliamo. Il Parc Vittoria sarebbe il primo passo verso una città pedonalizzata. In questa direzione noi stiamo studiando un paio di soluzioni alternative che possono anche diventare complementari al Parc Vittoria. O potrebbero addirittura sostituirlo del tutto? Questo lo valuteremo sulla base dei numeri di parcheggi che riusciremo a realizzare. È evidente che oggi noi dobbiamo dare una risposta importante da un punto di vista dei numeri dei parcheggi e da un punto di vista della dislocazione. Abbiamo dei dati in più rispetto a 20 anni fa che sono dati dal PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile, che ci indicano anche i flussi delle autovetture. Quindi in quelle direttive noi dobbiamo dare risposta da un punto di vista dei parcheggi. Però mi dica secco, sì o no, cioè lei questa settimana ha davvero detto un'alternativa al Parc Vittoria ci può essere? Sì. Perché? Ho detto che un'alternativa reale al Parc Vittoria immediata, che può essere però complementare, noi la stiamo studiando. Quindi non un'alternativa che escluda al momento non la esclude. Se riusciremo a trovare un'alternativa da un punto di vista numerico abbastanza grande da dar risposta in modo importante ai parcheggi sia per i residenti sia per i commercianti, non escludo che sia anche alternativa al Parc Vittoria. In questo momento io la vedo una soluzione complementare. Perché? Ricordo che stiamo progettando
in via Ugo Fosco, dietro lo stadio Tenni, il Fast Park, quindi un parcheggio sopraelevato che darà un'ulteriore risposta importante. Perché l'assessore De Checchi paventa il problema del danno erariale, lì avete un contratto. No, noi non possiamo, tra l'altro, giusta puntualizzazione dell'assessore De Checchi, che anche in questo caso ringrazio per il grande lavoro che sta facendo, tutto quello che stiamo raccontando, soluzioni alternative, complementari o sostitutive, devono essere fatte in accordo o in sinergia con coloro che hanno un contratto sottoscritto 20 anni fa, perché anche qui il centro-sinistra si dimentica a corrente alterna, perché quando erano alla guida della città se lo ricordavano bene, tant'è che avevano fatto un pasticcio enorme con delle soluzioni alternative. Basti pensare che loro avrebbero voluto realizzare un parco interrato sotto le mura, ma dobbiamo per forza andare d'amore e d'accordo con coloro che hanno questo contratto e quindi dei diritti acquisiti sulla base di questo contratto. E una strada potrebbe essere far realizzare i nuovi parcheggi a loro? Certamente sì. Cioè le alternative eventuali al Park Vittoria andrebbero ridiscusse con loro che vantano dei diritti. Questo potrebbe essere una maniera per uscire da questo... Loro saranno protagonisti insieme all'amministrazione di un eventuale nuovo piano parcheggi, ripeto, eventuale o complementare. Però diciamo che rispetto a qualche settimana fa in cui lei era abbastanza tranchant su questo, si comincia a prospettare un minimo di elasticità, no? C'è un po' di elasticità dell'amministrazione di mettere nel cassetto questo progetto qui. No, però ci tengo a sottolineare questo, non è un no al Park Vittoria, è un sì purché sia veloce, nel senso che se io devo aspettare un altro anno per avere l'ok da parte della sovrintendenza e poi devo attendere 2-3 anni per la realizzazione, 2 anni però dico col completamento, il progetto eccetera, significa che io la risposta ai parcheggi la do tra 4 anni. Capite? Io vorrei francamente riuscire a battere un colpo prima. Esatto, ma visto che leggiamo anche sui giornali di oggi che andranno fatti degli scavi attorno, delle verifiche, delle cose, è impossibile che non si arrivi alla tempistica che sta dicendo Stiamo lei. valutando insieme alla sovrintendenza che, ripeto, noi abbiamo chiesto ai tecnici, cioè non ai sensitivi o ai fanatici, abbiamo chiesto a dei tecnici di dirci si può fare o non si può fare. Se si può fare vogliamo le garanzie, se non si può fare ci devono dire perché. Sulla base di questi due elementi tecnici, non politici, decideremo come muoverci, ma nel frattempo stiamo anche sondando, analizzando e facendo degli studi di fattibilità delle soluzioni o alternative o complementari. Ok, allora sul tempo a disposizione del sindaco Mario Conte, non oggi ma di mandato, parliamo tra poco. Chiederei cortesemente alla regia di dare la pubblicità e torniamo tra pochissimo. Allora ritorniamo in diretta con la nostra prima edizione, dopo l'una torneremo alla cronaca, ma approfittiamo della presenza e lo ringraziamo del sindaco Mario Conte, sindaco di Treviso, che è qui con noi in diretta oggi 8 dicembre, presidente ANCI tra l'altro, perché gli sottoponiamo la questione dei comuni che hanno visto slittare il voto della prossima consultazione amministrativa, ultimi effetti Covid, no sindaco? E allora il 2025 sarà un anno senza elezioni, perché abbiamo visto che Castelfranco, per parlare dei comuni principali, andrà al voto nel 2026, Conegliano e Montebelluna nel 2027, Treviso ancora più tardi, ma 28. Non era in queste tornate coinvolte dall'effetto pandemia. Cosa pensa di questo slittamento? Diciamo che è un riallineamento, una sorta di normalizzazione della situazione, nel senso che quei comuni che causa Covid avevano visto spostare dalla primavera all'autunno le tornate elettorali, adesso vedono allungato di qualche mese il mandato proprio per riordinare e uniformare le date delle elezioni, per evitare le macchie di leopardo e soprattutto di andare a votare in primavera per qualcuno, in autunno per qualcun altro, poi ci sono le regionali, poi le politiche, sarebbe francamente una gran confusione che non aiuta i nostri cittadini a tornare contenti al voto, e quindi era un po' nell'aria per i comuni. Adesso staremo a vedere e cercheremo di capire se sarà la stessa riflessione anche per le regionali, perché insomma il 2025 ci sarebbe, autunno 2025 ci sarebbe la scadenza naturale. Anche in questo caso il presidente Zaia era andato al voto in autunno in una finestra, mi ricordo, temporale, dove il Covid si era un po' calmato,
però credo che anche per le regionali sia giusto slittare alla primavera 2026 in modo tale che si possono anche dar compimento a una serie di progetti voluti e portati avanti dal Presidente Zaia, fermo restando che speriamo poi possa essere ancora lui il nostro candidato. E allora, regia, lasciamo un attimo da parte i comuni, andiamo a sentire per le regionali quali sono le posizioni delle forze politiche, perché naturalmente il dibattito è decisamente aperto ed è coinvolto anche il sindaco Mario Conte, ma lo sentiamo tra poco. A mia insaputa. Non è che si possa procrastinare di molto la durata della legislatura e credo che ci vorrà un confronto tra le forze politiche perché allo stato attuale diciamo le elezioni regionali il Consiglio regionale già ha avuto una durata diciamo superiore in precedenza e quindi potrebbe essere un'anomalia dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni. L'auspicio del segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella è che per le regionali in Veneto non accada quanto previsto per i comuni andati al voto in piena emergenza Covid nell'autunno 2020 e 2021 e per i quali il Viminale ha previsto una proroga di 6 mesi, anche perché, spiega il senatore Dem, il percorso per le regionali è diverso da quello per le amministrative. Le regioni possono indire autonomamente le elezioni, si è votato in autunno anche in questo turno elettorale per modificare diciamo la previsione che al momento è per l'autunno del 2025 ci vorrebbe una legge nazionale o un decreto da convertire in legge da parte del governo, mentre come ho detto per i comuni avviene già con le leggi che sono in vigore, quindi non so se sarà così. Al momento non c'è nulla di ufficiale e sia centrodestra che centrosinistra stanno lavorando in vista della scadenza naturale del 2025, ma non si può negare che lo slittamento alla primavera 2026-2027 per le amministrative potrebbe fare da apripista ad un rinvio anche delle elezioni in Veneto, dove si era andati alle urne nel settembre 2020. E non credo che cambi tantissimo. Credo che la cosa più importante sarebbe quella di riaccorpare le elezioni in una finestra durante l'anno, perché abbiamo visto tanta disaffezione da parte anche dell'elettorato. Io credo che concentrare le elezioni magari in un election day all'anno potrebbe essere utile e non farebbe vivere questo paese in una campagna elettorale costante. Non credo sarebbe un grandissimo problema, nel senso che il centrodestra governa già questa regione, lo fa dalla notte dei tempi. Sapere che possa farlo con un governatore o con un altro per pochi mesi credo non ci cambi nulla. Quello che cambia è che non dobbiamo dedicarci costantemente alle campagne elettorali. Una proroga che potrebbe cambiare gli equilibri tra i partiti e all'interno delle stesse coalizioni. E non c'è dubbio che il 2026 è veramente un tempo politico lontano. Rispetto al quale possono succedere tante cose dal punto di vista internazionale, dal punto di vista della tenuta stessa di questo governo. Nessuna preoccupazione in tal senso per De Carlo e Villanova. Io credo che dal nostro punto di vista non cambierà molto, nel senso che per noi il prossimo candidato alla presidenza dovrà essere un leghista e quindi penso che sia ottobre 25 o primavera 26 questo non cambierà, quindi continueremo a lavorare per arrivare a questo risultato. Troveremo il miglior candidato. Credo che il miglior candidato lo sia che si voti ad ottobre 2025 che si voti a febbraio-marzo del 2026. Queste dunque le posizioni. Allora abbiamo detto Zaia prima opzione, però la Lega abbiamo sentito ribadire che vuole naturalmente un proprio candidato e lei sindaco che ha dichiarato che gli piacerebbe essere un'opportunità in quella tornata. Lascerebbe il posto a Casugana per candidarsi alle regionali? No, in realtà quel passaggio lì era molto più articolato, nel senso che quando ti dicono ma se non dovesse essere Zaia cosa le piacerebbe essere, un'opportunità, una promessa, adesso non mi ricordo i termini, ho detto boh, non so, ho fatto il sindaco per un bel po' di anni, ho maturato una certa esperienza e quindi certamente un'opportunità, però voglio dire, fermo restando che io milito in un partito che di opportunità ne ha davvero tante e siccome poi leggo che giustamente ognuno di noi ha delle ambizioni anche importanti,
sono d'accordo con l'assessore Marcato che ci sono anche i regionali che hanno un'esperienza importante, parlo degli assessori regionali, i consiglieri regionali, qui abbiamo sentito le parole di Alberto Villanova, e dobbiamo anche tenere in considerazione che ci sono delle ambizioni degli alleati, perché c'è Fratelli d'Italia che è cresciuta molto e quindi giustamente punta ad avere la presidenza, Forza Italia che è cresciuta nei risultati punta ad avere la presidenza, la Lega che si mantiene il punto di riferimento amministrativo perché ha un numero importantissimo di sindaci, ha il presidente Zaia in squadra, e quindi noi ci sentiamo a pieno titolo coloro che possono continuare a dare espressione di continuità amministrativa del mandato Zaia, quindi insomma è un dibattito davvero molto, molto acceso, che porta anche a crescere, perché poi si crea questa competizione interna che è sana, che può far soltanto crescere, però io credo che sia fondamentale mettere a fuoco le esigenze future per un territorio che è quello regionale veneto e soprattutto mettere al centro le esigenze di una comunità, quella veneta, che ha davanti delle sfide importanti, penso ai giovani, penso agli anziani, siamo reduci da poco anche degli stati generali sulla terza età che sono venuti fuori dei dati importanti, quindi servono politiche per la famiglia, per le università, politiche del lavoro e di crescita delle nostre aziende, delle industrie, insomma la sostenibilità ambientale. Dobbiamo concentrarci su dove vogliamo portare questo Veneto per poi concentrarci soltanto alla fine su chi potrà essere il migliore interprete di un programma elettorale, speriamo per un centrodestra unito, con la consapevolezza però che la Lega giocherà tutte le sue carte e la sua sensibilità di appartenenza al territorio, perché vogliamo fortemente mantenere la guida della Regione Veneto. Esatto, allora ok, detto questo, abbiamo detto la Lega vuole un proprio candidato, a costo secondo lei di correre da sola? Abbiamo anche questa opzione, nel senso che ci sentiamo talmente forti, ma lo dico, è una forza non autocelebrativa, è una forza data dal fatto che abbiamo la maggior parte dei sindaci nel territorio. Quando parlo di sindaci significa assessori, consiglieri comunali, abbiamo una rete di sezioni della Lega in tutto il Veneto che sta lavorando alla grande, abbiamo una grande sinergia tra segreterie e amministrazioni, quindi insomma è una squadra competente, che ha grande sensibilità, che ha anche una storicità importante e che quindi si sente forte e autorevole nel poter esprimere un programma e un candidato giusto per quelle che sono le esigenze dei veneti. Allora, il dopo Zaia lo sappiamo che non è semplice da pensare, da concepire, perché il governatore uscente ha da sempre un altissimo gradimento. Abbiamo visto però Emilia Romagna e Umbria puntare proprio su due sindaci di successo, no? Cioè la formula sindaco amato funziona ancora e quindi lei potrebbe essere il candidato giusto. O qualche altro sindaco, nel senso che, dicevo prima, siamo davvero tanti i sindaci in Veneto e quindi mi piacerebbe che ci fosse la sensibilità dei sindaci in una futura partita a sostegno del presidente Zaia o in alternativa al presidente Zaia. Credo che io dall'osservatorio di ANCI Veneto ho la fortuna di rappresentare 560 sindaci veneti che sono abituati a lavorare, a metterci la faccia di fronte alle responsabilità e alle esigenze della comunità. Lo slogan che utilizza la politica è i cittadini al centro. Ecco, magari i sindaci lo dicono meno, ma lo fanno praticamente quotidianamente. Noi siamo abituati e abbiamo sviluppato quel pragmatismo che richiama sempre Gentilini e che mi ha insegnato anche Giampaolo Gobbo qui a Treviso, che noi dobbiamo dare risposte subito a tutti i cittadini, a coloro che ti hanno votato e a coloro che non ti hanno votato, ed è per questo che molte volte la figura del sindaco risulta essere anche un po' più trasversale e magari gradita anche a quelle parti politiche che magari politicamente non si riconoscono nel partito che rappresenta il sindaco, ma credono invece nella persona, perché magari hanno potuto toccare con mano lo spirito di responsabilità e di servizio espresso da quel sindaco. Senta, ma noi parliamo del dopo Zaia, però ci sarà anche un dopo Conte su cui ragionare, perché a Treviso, finito il suo secondo mandato, teoricamente lei non potrà più essere rieleggibile, poi soprattutto se prende i lidi della regione. Che brutta questa domanda mia.
però è realtà. È un ragionamento che state già facendo sicuramente. Ma tra l'altro credo anche sia corretto, nel senso che tu esprimi, io tra l'altro sto interpretando il ruolo da sindaco dando davvero tutto me stesso e cercando di fare il massimo per la mia comunità e per la mia città. Magari a volte si può sbagliare, a volte si fa giusto, però credo che di base ci sia sempre tanto impegno, tanta passione, tanta onestà, e lo dico anche nei confronti di chi mi ha preceduto in modo assolutamente indistinto, perché Treviso ha una caratteristica, è sempre stata amministrata da persone per bene, poi con idee diverse, con visioni diverse, sulle quali poi ci si gioca la vittoria o la sconfitta alle elezioni amministrative, però non ci sono mai state persone disoneste, questo lo voglio dire in modo chiaro. È evidente che io tra 3 anni arriverò alla fine di un percorso che è durato 10 anni e oggi la legge mi impedisce di potermi ripresentare davanti ai cittadini con un'idea di città. Stiamo già lavorando anche noi su chi potrà poi prendere l'eredità mia. Io ho preso in mano delle eredità pesanti di Gentilini e di Gobbo, che sono 2 miti assoluti, soprattutto nel mondo della Lega, ma comunque anche nel mondo dell'amministrazione, perché ricordo che Gentilini ha cambiato la figura del sindaco in Italia, cioè dal sindaco di palazzo al sindaco in mezzo alla gente, però ce l'abbiamo fatta, stiamo lavorando con grande impegno, con grande passione, abbiamo tante figure capaci che arrivano sia dall'amministrazione sia da ambienti di partito, e quindi insomma a tempo debito ci siederemo attorno a un tavolo per dare continuità amministrativa. Può essere anche una donna. Su cui lei ha già qualche idea, evidentemente. Ho la fortuna di avere una squadra di donne davvero molto brave, competenti, senza star qui a far nomi perché non vorrei, però voglio dire, abbiamo donne e abbiamo uomini in grado di prendere in mano la mia eredità, che non so dirvi se sarà pesante o leggera, però di sicuro lascio un'eredità di impegno, di passione, di amore nei confronti della città di cui sono orgoglioso. Benissimo, allora staremo a vedere, sarebbe una novità per la città un sindaco donna, no? Non abbiamo ancora fatto questa esperienza. Finora sono stati sempre uomini, dico per fortuna, perché sennò magari toccava proprio a me mettermi da parte. Però io sono molto concentrato intanto sugli impegni che ci siamo presi con la comunità. Ricordo che stiamo investendo tantissimo con i fondi del PNRR, stiamo costruendo la città universitaria, stiamo rigenerando le mura, stiamo rigenerando i quartieri, stiamo realizzando la rete fognaria, il prossimo anno saremo la Green Leaf europea, quindi siamo davvero anche un punto di riferimento per le pratiche ambientali. E poi mi piace, quando torno dai momenti di confronto nazionali con ANCI, vedere che Treviso si è costruita un ruolo importante, è diventata un punto di riferimento per gli amministratori e per le amministrazioni nazionali. Quindi accanto alle grandi città c'è anche Treviso, che magari non è grande da un punto di vista numerico dei cittadini, ma è grande da un punto di vista della credibilità amministrativa. Benissimo, allora Sindaco, grazie mille di essere stato con noi oggi. Ha finito i suoi impegni per oggi o cominciano? Adesso ho una serie di saluti per i pranzi di Natale che vado davvero con grande entusiasmo, perché poi sono momenti di grande comunità. A Natale tra l'altro siamo tutti più buoni, quindi non mi dicono neanche tante parole, però condividiamo il percorso fatto in quest'anno. Adesso in modo particolare andrò al pranzo del gruppo Anziani Treviso, che mi regalano sempre grandi soddisfazioni, oltre che mi restituiscono grande affetto, e poi ho tutta una serie di altri appuntamenti, ma con grande entusiasmo e grande riconoscenza nei confronti di una comunità che ogni giorno mi emoziona. Grazie a Mario Conte, Sindaco di Treviso, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, buon lavoro e grazie per questo servizio che svolgete, perché per chi è a casa, al di là di chi è a casa per il maltempo, ci sono anche persone che sono a casa perché non possono fisicamente muoversi, siete sempre un punto di riferimento importante. Grazie Sindaco. Allora torniamo in pubblicità qualche minuto e poi torniamo con la cronaca, restate con noi.
Ultimo quarto d'ora della nostra prima edizione, eccoci di nuovo in diretta con gli aggiornamenti di cronaca. Allora ripartiamo dalla grande paura che si è vissuta ieri mattina ad Asiago, dove un aereo con dentro 4 persone è precipitato in strada prima di raggiungere l'aeroporto. Rimangono molto gravi le condizioni del pilota che sarebbe stato colpito da un malore. Il pilota aveva inviato l'SOS alla torre di controllo dell'aeroporto di Asiago per un'anomalia riscontrata durante il volo, ma l'aereo, portato da un 48enne tedesco al cui interno si trovavano altre 3 persone, non è riuscito a raggiungere la pista per l'atterraggio ed è precipitato poco distante, proprio sulla strada nella zona di via San Domenico. Un atterraggio duro, come si dice in gergo tecnico, ovvero molto brusco, ma il pilota ha davvero evitato il peggio. I primi soccorsi sono stati dati da alcuni passanti che hanno aiutato i passeggeri a uscire dal mezzo. Per il pilota, rimasto incastrato, si è dovuto attendere l'arrivo dei vigili del fuoco, accorsi dal locale di staccamento che l'hanno estratto dalle lamiere. Gravissimo il 48enne, trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Vicenza, dove si trova ricoverato in rianimazione. Feriti, anche se in maniera lieve, 2 dei passeggeri, mentre il terzo versa in condizioni più serie. Tutti e 3 sono stati portati al nosocomio di Asiago per accertamenti e cure. A causa dell'urto violento con il terreno, l'ala contenente carburante si è pesantemente danneggiata e si è verificata una perdita di cherosene. Per questo, oltre ai pompieri, anche personale dell'ARPAF per eseguire gli accertamenti del suolo. Sul posto anche polizia locale e carabinieri. E poi c'è il caso davvero incredibile dei 15enni armati di fucile soft air che si fingevano militari a un posto di blocco chiedendo documenti alle persone in transito. È accaduto a Ponzano Veneto, lo hanno fatto emulando dei video sui social con il sindaco Baseggio che ha parlato di gioco scellerato. Patente e libretto, armati di fucile, pistola Glock, vestiti da militari con mimetica, giubbetto antiproiettile, elmetto, giberne, provvisti di cartucci e visori notturni, fermavano le auto in transito su via Volta a Ponzano. Protagonisti 2 quindicenni di Treviso che con armi da soft air, fedelissimi alle originali, hanno pensato di seguire un trend social, una challenge, fingendosi militari improvvisando un posto di blocco. Erano le 17:30 di giovedì quando un signore a passeggio con il cane ha notato nella luce soffusa dei lampioni di sera 2 militari che camminavano armati di tutto punto per il paese ma privi di vettura. Insospettito ha allertato la polizia locale che ha colto in flagrante i 2 mentre fermavano un'auto al cui conducente veniva chiesto di mostrare patente e libretto. Quello che è successo è davvero sconcertante. Questi ragazzi non si sono resi conto che non era solo un gioco, è stato un atto ritengo scellerato perché poteva portare a conseguenze anche peggiori. Armi, seppur finte, che sembravano vere, avessero fermato magari un malintenzionato, un ladro in fuga, visto il periodo anche sfortunato, questo periodo autunnale preserale in cui avvengono i colpi nelle case, o magari un agente di commercio che magari tratta preziosi e che ha armi con sé, a fronte di una persona che ti punta una pistola e che magari comprendi che effettivamente non è un carabiniere o non è un altro addetto alle forze dell'ordine, chissà che reazioni poteva capitare. I 2 minori fermati dalla polizia sono stati condotti in ufficio e, sentito il magistrato dei minori, denunciati a piede libero per minacce e usurpazione della funzione pubblica e riconsegnati alle famiglie. Non fa sconti il sindaco Baseggio. Io credo che manchi qualcosa in questa società, in questi giovani, ma anche nelle famiglie, perché non può essere che non ci si accorga che tuo figlio abbia armamenti del genere, vestiario del genere ed esca a fare bravate del genere. Non possiamo dar sempre la colpa alla noia, alla mancanza di iniziative e di proposte. Qui mancano dei valori e ci si affida troppo spesso ai social, a questo mondo virtuale. La scelta fatta tantissimo tempo fa di togliere il servizio militare è stato un errore per quanto mi riguarda. Adesso bisognerebbe tornare in tempi brevi ad attivare un servizio che possa essere di servizio civile. E poi c'è la rapina che è avvenuta invece ai danni di un minorenne, un ragazzo di appena 16 anni, in stazione a Mogliano. Questo ragazzo è stato minacciato con un coltello e rapinato, pensate, per un bottino di soli 7 euro.
Passamontagna in volto punta un coltello con una lama da 7,5 cm a un ragazzo di 16 anni, residente a Villorba, che aspettava il treno nella sala della stazione di Mogliano. È la notte tra il 5 e il 6 dicembre. Il giovane è stato avvicinato da 2 persone e minacciato. Appena 7 euro l'ammontare della refurtiva. Scattata la chiamata ai carabinieri, che hanno presto rintracciato e arrestato uno dei 2 malviventi vicino alla stazione. Si tratta di un 23enne già noto alle forze dell'ordine. Un episodio abbastanza grave, perché comunque mette in luce la pervicacia con cui questi 2 soggetti abbiano preteso e poi ottenuto il maltolto. Siamo riusciti nel giro di poche ore a trovare i soggetti, anzi a trovarne uno e a fermarlo con il passamontagna e il coltello, e in queste ore stiamo già identificando anche il suo complice. Durante la perquisizione personale sono stati rinvenuti e sequestrati infatti un passamontagna, un tagliacarte, una lametta da barba e un bilancino di precisione. Fondamentale la testimonianza della vittima. Intanto proseguono le indagini per identificare il complice e verificare eventuali responsabilità a suo carico. Nei dintorni della stazione intanto aleggia un senso di impotenza e paura e si alza la richiesta di inviare più pattuglie a presidiare la zona. Magari più passaggi e allora forse si blocca meno il discorso qua dei ragazzini. Ce ne sono tanti, il fine settimana peggio che peggio. Per quanto piccoli siano, quando sono in gruppetto sono tanti, e chi deve chiudere come noi 9, 9 e mezza alla sera, insomma non è sempre così facile. La sera noi cerchiamo di chiudere prima, perché purtroppo c'è un bande di ragazzini che girano e non è facile gestirli e non hanno nulla da perdere, non hanno paura di nulla. Stiamo veramente, come dicevo prima, mettendo in campo un dispositivo abbastanza nutrito e rafforzato rispetto a quello che è l'ordinarietà, per poter poi garantire la sicurezza di tutti i cittadini e anche dei luoghi frequentati dai giovani. E nell'Alta Padovana c'è stata una nuova ondata di furti. A Villa del Conte 6 colpi compiuti, pensate, contemporaneamente nelle varie frazioni del comune, con il sindaco che chiede una risposta allo Stato. Vengono perpetrati furti contemporaneamente, più o meno sempre intorno alle 20 di sera, in più case, quindi diventa un fenomeno non solo chiaramente di pericolo, di paura, ma davvero incontenibile. Furti e ancora furti nei comuni dell'Alta Padovana. La situazione, secondo le parole degli stessi sindaci, è drammatica. Le abitazioni vengono visitate dai ladri quasi sempre dal tardo pomeriggio e l'ora di cena, a volte anche in più abitazioni contemporaneamente. La rabbia, la preoccupazione e la paura continuano a crescere tra i cittadini. Anche l'assessore alla sicurezza ha avuto la casa svaligiata. Trasera sono venuti 4 ladri in casa alle ore 20, in realtà 3 sono entrati dentro casa e uno è rimasto fuori, diciamo a fare il palo in macchina. Sono rimasti all'incirca 20 minuti, fortunatamente non hanno portato via grossi oggetti di valore o quant'altro. Il rammarico più grande è appunto vedere nel viso dei miei figli la paura. Pensate che solo ieri sera abbiamo avuto nella stessa fascia oraria ben 6 furti tentati, di cui 2 purtroppo anche riusciti. Quindi significa che per quanto impegno ci sia da parte delle forze dell'ordine, davvero è diventato un fenomeno che non si riesce più a controllare. Il clima è di grande paura, soprattutto da parte delle fasce più fragili della cittadinanza, nonostante nel nostro comune sia molto attivo anche il controllo del vicinato. Oltre 200 i cittadini di Villa del Conte iscritti ai controlli di vicinato, e poi incrementata la videosorveglianza, la lettura a targhe, il controllo dei varchi d'accesso al comune, ma anche l'unione di comuni, più sindaci dell'Alta e sinergia tra loro, che hanno la delega alla sicurezza, ma non basta. Manca l'aiuto da chiamiamoli piani alti. Molte volte i ladri vengono arrestati ma vengono rilasciati un'ora dopo, quindi ci serve un intervento dall'alto, perché le forze dell'ordine non ce la fanno più a gestire questa situazione. Il tema delle aggressioni ai sanitari a Verona, c'è il video dell'ultimo episodio gravissimo che si è verificato, con la Polizia di Stato che ha dovuto arrestare un cittadino marocchino di 34 anni che venerdì sera, dopo essere stato regolarmente dimesso, ha aggredito l'addetto alla sicurezza in servizio all'ospedale di Borgo Trento, scagliandosi poi contro gli agenti intervenuti per calmarlo. Sarebbe avvenuto intorno alle 22. Le volanti sono dovute recarsi al triage dell'ospedale al seguito della segnalazione da parte dell'addetto alla sicurezza in merito a questa
persona molesta all'interno della struttura. Dopo le dimissioni questo personaggio non solo non si è allontanato, ma si è ripresentato, lo avete visto all'ingresso, ha abbassato i pantaloni, ha lanciato 3 scatolette di tonno contro l'addetto alla sicurezza. Alla fine, insomma, poi si è, lo abbiamo detto, scagliato anche contro i poliziotti ed è stato arrestato. Foglio di via obbligatorio per il trapper Baby Touché, non potrà tornare a Ponte San Nicolò nel Padovano per ben 4 anni. Foglio di via obbligatorio dal comune di Ponte San Nicolò per il trapper padovano Baby Touché. Ebbene, in questo caso il questore di Padova, Marco Dorisio, ha firmato il divieto per un 21enne italiano originario di Monselice di tornare nel comune di Ponte San Nicolò per 4 anni. Secondo la questura, il giovane, comportandosi in modo illecito, può mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità della collettività. Tutto inizia a settembre, quando i carabinieri vengono chiamati perché un cane di grossa taglia girava libero nella zona della parrocchia di Roncaglia. Preso in custodia l'animale, i militari avevano chiesto i documenti al proprietario, che però si era rifiutato con un comportamento maleducato e oltraggioso nei confronti dei carabinieri. Un comportamento proseguito a lungo anche con il supporto di alcuni amici chiamati in soccorso dal 21enne, che si era rifiutato di seguire i carabinieri in caserma. Era emerso così che il giovane era già noto alle forze dell'ordine e destinatario di vari provvedimenti, con il divieto di fare ritorno nei comuni di Padova, Venezia e Vicenza. E ora nuova denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e il questore Odorisio ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con il divieto di tornare a Ponte San Nicolò per 4 anni. E c'è chi invece sta lavorando per il rispetto ed il bene, lo abbiamo visto anche questa settimana, non si ferma Gino Cecchettin, papà di Giulia. Nei giorni scorsi c'è stata la sentenza a carico di Filippo Turetta, condannato all'ergastolo. Lui continua con la fondazione che porta il nome della figlia le iniziative di sensibilizzazione. A Rosà ha lanciato dal palco di un teatro Montegrappa strapieno il tema della forza e della bellezza che arriva dal ricordo di Giulia e dalle attività che si stanno portando avanti in suo nome. Noi viviamo il dolore internamente, però dobbiamo comunicare un messaggio, e per noi il messaggio è quello che incarnava Giulia, di una vita di amore, di altruismo e di rispetto per il prossimo. Un inno al rispetto, all'amore e alla libertà nel nome della figlia Giulia Cecchettin, la 22enne trucidata da Filippo Turetta un anno fa. Gino Cecchettin, che ha dato vita alla fondazione intitolata Giulia, ha riempito il teatro Montegrappa di Rosà, a Rosà perché si è voluta ricordare un'altra giovane donna scomparsa e poi ritrovata massacrata dopo mesi, anni di ricerche, Milena Bianchi. In questa occasione donne e uomini, ma soprattutto tantissimi ragazzi e ragazze hanno voluto esserci, ed è a loro che Cecchettin si è rivolto, a quelli che ha definito i genitori del futuro. E se riusciranno a capire quello che è il vero modo di intraprendere una vita vissuta in pienezza, saranno anche ottimi genitori e educati al rispetto del prossimo. Lei non ha mai parlato di odio, è un messaggio ancora più forte questo. Da esseri umani ci viene facile farsi prendere dalle emozioni negative, però farebbero più male a noi che agli altri, perché sappiamo che non possiamo metterle in atto, perché se le mettessimo in atto saremmo come il carnefice che mi ha portato via mia figlia, e quindi io mi sono salvato proprio eliminando questi sentimenti, cercando di ispirarmi a Giulia per fare qualcosa di positivo, anche nell'atteggiamento. Lei ha detto che non esclude di incontrare Filippo Turetta. Ho detto che c'è un percorso che bisogna fare e quindi questo percorso deve passare attraverso delle tappe, però io non lo escludo in questo momento. Coglie l'occasione per lanciare così un appello a tutte e tutti indistintamente. Quando vi viene facile un'emozione negativa, concentratevi su quello che avete più bello della vita e provate a vedere cosa ne esce. Allora pensiamo anche al Natale in queste ore, oggi giorno dell'Immacolata, tanti stanno facendo l'albero e il presepe. Attenzione, perché vi ricordo che da oggi torna la rubrica di Antenna 3, il tuo presepe, dedicata alle vostre creazioni della Natività. Vediamo.
Da quelli classici a quelli realizzati all'interno di bottiglie o vecchie credenze, in legno, in cartapesto, con materiale riciclato, diversi, ma sempre legati alla tradizione, sono i presepi che non possono mancare durante le festività natalizie, e con loro non può mancare la rubrica di Antenna 3 Il tuo presepe, dedicata alle vostre creazioni. Atteso e richiestissimo da voi telespettatori, anche quest'anno torna lo spazio nei nostri telegiornali, dedicato alle natività realizzate da nonni, nipoti, genitori e associazioni. Siamo pronti a raccogliere e mandare in onda le immagini del grande mistero della nascita di Gesù. Basterà inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi, realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. E se vorrete potrete fare una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri, perché il Natale è più bello se condiviso. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso: 351 1755 340. Specificate il vostro nome, cognome e il vostro comune di residenza. Noi siamo pronti a ricevere i vostri video e condividerli assieme per un Natale magico. 8 dicembre in cui neanche farlo apposta è arrivata la neve sulle prealpi oltre che in montagna. Vi do qualche aggiornamento perché è stato l'altopiano di Asiago quello maggiormente interessato dalle precipitazioni annunciate con un'allerta meteo. Allora intanto fate attenzione perché anche a quote collinari si rischia di rimanere fermi con l'auto. È già successo in Pian delle Femmine, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, in montagna c'è più di uno in difficoltà. Sull'altopiano di Asiago ci sono gli spazzaneve in azione, lo avete visto, perché l'abbondante nevicata che da ieri sera sta interessando le montagne del Vicentino sta proseguendo anche nella giornata di oggi. Abbiamo detto fino a 45 centimetri di neve in quota sull'altopiano dei 7 comuni, fiocchi già comunque caduti dai 400-500 metri, Asiago, Gallio, Roana, 25-30 centimetri di neve, precipitazioni che hanno interessato anche Recoaro, Tonezza del Cimone, così come sull'area di Cima Grappa, che sappiamo è al confine tra il Vicentino e il Trevigiano, spazzaneve che stanno lavorando già dalla notte, circolazione molto rallentata anche a causa di diverse macchine bloccate che hanno richiesto l'intervento, come detto, dei mezzi di soccorso. Felici gli operatori turistici per quanto riguarda l'altopiano, naturalmente, e sicuramente anche quelli poi della montagna e di tutte le località in cui questo Natale si imbianca. Allora, grazie a Tommaso Migot, Francesco Ceron in regia, noi ci fermiamo qui per questa prima edizione. Vi ricordo dopo di noi la sit comedy Cancellazione gratuita dalle 13:40, itinerari turistici che si concentreranno su Padova, e poi il cinema come sempre 13:54 con la pellicola Il favoloso Andersen, dedicato proprio al ciabattino diventato scrittore di fiabe per bambini. È tutto allora per la nostra prima edizione, grazie per averci seguito, appuntamento al telegiornale di questa sera e un buon pomeriggio a tutti.